Da Bruxelles arriva il no del ministro Zanonato al rigassificatore di Zaule, decisiva la contrarietà del territorio. La contrarietà del territorio non consentirà la realizzazione del rigassificatore di Zaule nei pressi di Trieste e la convinzione del ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato, che è intervenuto a Bruxelles ad un convegno. Il ministro ha ricordato i poteri in materia della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Le situazioni, ha detto testualmente Zanonato, non consentiranno di realizzare il terminal di gas natural, ma l'Italia deve però farne qualcuno, se no mi si deve dimostrare, ha aggiunto Zanonato, che in Italia non possiamo avere l'energia che costa poco. I rigassificatori sono necessari, ha detto ancora il ministro, soprattutto se in prospettiva importeremo lo shale gas. Il riferimento è ai negoziati per un accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, che potrebbe portare in Italia dall'America il metano ottenuto sbriciolando le argille che lo contengono nel sottosuolo, gas che potrebbe arrivare a prezzi molto inferiori a quelli pagati attualmente dall'Italia per il gas.